was bleeding, but you can't see his blood. It's nothing but some feelings that this old dog kicked up. It's been raining since you left me, now I'm drowning in the flood. You see, I've always been a fighter, but without you, I give up. Now I can't sing a love song like the way it's meant to be. Well, I guess I'm not that good anymore, but baby, that's just me. Yeah, I will love you, baby, always, and I'll be there forever and a day. Always, I'll be there till the stars don't shine, till the heavens burst and the words don't rhyme. I know when I die, you'll be on my mind, and I love you always. Now your pictures that you left behind are just memories of a different life. Something made us laugh, something made us cry, one that made you have to say goodbye. What I'd give to run my fingers through your hair, touch your lips, to hold you near when you say your prayers. Try to understand, I've made mistakes, I'm just a man. When he holds you close, when he pulls you near, when he says the words you've been needing to hear, I wish I was him, but those words are mine to say to you till the end of time, and I will love you. Buongiorno Italia, boia, qua iniziano scuola alle 10, guarda che roba, se devo riempire tutto. Che bello, cioè sto lavorando ad EAR, il sogno di una vita, tornare qua con tutto, con tutte quelle cose che mi permettono di essere più libero e di godermi il posto, quindi un camper, una bicicletta, hai capito? Ma soprattutto vuoi mettere un lavoro completamente improprio che mi permette di fare tutto quello che voglio. Nel frattempo, wow, guarda, sono proprio parcheggiato al college dove venivo una volta. Chissà se rivedo la prof di Rimming, che ho anche la foto da qualche parte, se me la ricordo. Credo mi abbiano costruito un centro commerciale, oppure per una serie di, vedi, coincidenze. Siccome all'epoca non avevo Google Maps, non avevo internet, manco sapevo di questo piccolo centro commerciale che è letteralmente a 1,4 chilometri da casa mia, anzi che era. Ad ogni modo EAR non è assolutamente stata invasa, almeno per il momento. C'è, come c'è sempre stata, una minoranza multietnica di gente che viene qui a lavorare, non di gente che invade una nazione solo perché qui ha vitto e alloggio gratis e benefit di tutti i tipi. Per privilegi intendo anche la possibilità di rapinare, rubare, entrare nelle case di chi lavora senza doverne pagare le conseguenze. Ad ogni modo, visto che siamo in un paese sano qui, cerchiamo di goderci il paese sano e non pensiamo più a queste cose. Facciamo finta che tutto vada bene, come fanno quasi tutti. Ok, ecco dove sono sbucato. Questa era ed è la stazione degli autobus. L'ho presi solo una volta per andare a Edimburgo, altrimenti mi muovevo sempre in treno, ogni tanto in taxi e tanti pinini. Ok, EAR, ti vedrò per l'ultima volta, spero non sia l'ultima volta, inteso che Gheasso e Strasse, perché accidenti, questa sera sto andando a mangiare indiano, ossia sto andando nella nuova gestione del ristorante dove lavoravo. Una volta era un ristorante italiano, tra virgolette, de lusso, adesso è un indiano. Avrei preferito provare la cucina indiana in compagnia,
solo per farmi coraggio, solo per quello, però va bene così, credo di aver scelto cosa mangiare. Pensa che questo ritorno mi è servito anche per capire che questa non era la piazza di Robert Burns, ma era ed è Wellington Square. Nel frattempo vado a perdere un po' di tempo verso l'oceano. L'ho toccato, vero? Sì, l'ho toccato. Perché per me era una cosa molto importante. Fu una sorta di battesimo quando toccai l'acqua dell'oceano. Mi resi conto che avevo poco più di 18 anni e dissi, cazzo, questo è lo Unite, ma intendevo questo è lo Unite nel senso, sono fuori dal mondo, sono fuori dall'Europa, cioè cazzo, sono un ragazzino, sono l'unico che fa ste robe, cioè, hai capito? E quindi mi è esplosa quella percezione di gioia e soprattutto soddisfazione, orgoglio immensa, e ho voluto rifarlo. Certo non c'era più il brivido, che discorsi ci mancherebbe, però ho detto ci ritorno e che fracco dentro i dei un'altra volta. Mi sono preso, a parte un cappello souvenir bellissimo che dopo vedremo, ma di Scozia ovviamente, le Mentos alla clorofilla, che qui si chiamano Spermint, che da anni che non trovavo più e qua continuano a esserci. Aspetta, va che lo mostro subito intanto che la GoPro registra i cocai che svuoia. Mancava giusto un cappello nella mia riga dei cappelli. Visto che in teoria è l'ultimo giorno qui ad Ear, ritorniamo nel mio magico oceano, quella enorme pozza di acqua collegata in fondo anche con la nostra, no? Perché acqua è, che io chiamavo Sono nello Yukon. Ero giovane ma volavo alto, cazzo, molto alto. Credo anche di non avermi smesso di farlo. Aspetta, il backstage delle mie camminate in spiaggia, che non sempre facevo. Allora, in linea d'aria, dietro a quell'edificio con le 4 torri bianche, c'era il ristorante dove lavoravo e dove andremo a mangiare dopo a cena. Dio salveme, Dio, Maometto, Laco, Sagai, Babalul, uno qualsiasi, basta che mi salve. Anche a Coso che mi sta tanto simpatico, Ganesh, l'elefantino quello blu, che là per me è il meglio, se tutto quello racco, i fioretti. E casa mia in linea d'aria dove c'è quel complesso di condomini. Anzi no, appena dopo, esatto, perché ho detto, come facevo a vedere l'oceano dalla cucina se ho i condomini davanti? Quindi appena dopo quella striscia dei condomini là. Rimanevo sempre affascinato, non capisco il perché, a guardare quel pezzo di terra lì. Forse all'epoca c'erano altri colori, adesso magari essendo... Quando invece ora resto attratto da quella parte lì, che è l'isola. Aspetta che ti dico. È l'isola di Arran. Poi dalla vista satellite c'è un piccolissimo atollo che ora non si riesce a vedere a occhio nudo. E la parte quella dopo che è quella è semplicemente una penisola disabitata chiamata Campbelltown. E ora fiancomi un attimo, visto che i miei flashback stanno tornando a funzionare, si stanno rimettendo in moto. Il punto esatto era proprio questo, ossia tenendo un po' alle spalle e alla sinistra l'edificio, quell'edificio là che poi è un ristorante. Mi pensavo fosse un castello. L'odore è veramente molto salmastro. Io non so se sto rimanendo qua perché non riesco a staccarmi dalla magia di questo panorama che si sta ricalcando sui miei ricordi, oppure se è per la paura di andare all'indiano, Dio caro, che dopo mi fa anche tutto piccante, mi brucia il stomaco, mi fa massa piccante. Da noi, nel nostro gergo, dire tessi un cocal, che sarebbe il gabbiano, è come dire sei stupido, tessi mona, sei un allocco, sei un tordo, no? In realtà io credo che i cocali siano sinonimo di privilegio, cioè guarda te, questi qua non fanno un cazzo, ok?
mangiano, bevono a gratis e guarda che panorami si fucciano. In più, cosa non meno importante, anzi, cioè, volano, guarda, quando io dico il coccai che svola, cioè, renditi conto di che privilegio che ha il coccai, cioè solo alzando, dando aria alle ascelle, sto qua il zappa, guarda, si sposta, quindi neanche i mezzi di trasporto non paga, guarda e San Coccai. E ora, amici miei, facciamo un attimo il riassunto interiore, sì, no dei Budea, riassunto interiore nel senso delle emozioni, delle percezioni, no? Credo di sentirmi estremamente felice e soddisfatto di essere ritornato nella mia città a vivere questa avventura, a rivivere con altri occhi, con un'altra età, e sono contento di esserci stato una settimana. Sì, credo che potrei starci ancora, nel senso credo che vorrei starci ancora, cioè che potrei nel senso, oddio, non so neanche spiegarmi adesso, che casini che mi fraggo ogni volta, nel senso che io ora vorrei andare avanti a vedere il resto della Scozia che non ho visto, però se dovessi star qua starei volentieri, ecco, sì, in quel senso potrei. Certo mi romperei le palle dopo 2 o 3 mesi avendoci già vissuto, insomma, ecco, quindi va benissimo secondo me partire domani o dopodomani, insomma, quel che ha. Direzione nord, sì, perché anche se non vedi arance e limoni in giro per le strade, questa praticamente è la Calabria della Scozia, no? No, la Calabria era il Mull of Galway, dove c'era quelle immense scogliere, ti ricordi, che possiamo andare a vedere anche il faro. Quella è la Calabria, qua siamo in Puglia, nella bassa Puglia. Sì, una cosina mi manca, devo dire, lo sprizzetto prima di cena, cioè no, anche lo prendevo tutti i giorni, che discorsi, però una volta ogni tanto sai ti viene e dici cazzo, come si può fare, cioè scusate, so che può sembrare sacrilego, ma come si può fare l'aperitivo con la birra? Sì, lo so che dovrei pensare al posto, ai panorami e tutto quanto, però buttiamoci dentro anche questo che fa parte di tutto il calderone che sto buttando su. Come si fa a non fare l'aperitivo con lo spritz? Come potete non avere lo spritz? Cioè, quella volta io e Mauro abbiamo girato il male, ci ha dato una mano anche Piero che era il padrone del ristorante, ci ha portato di cash and carry, cioè proprio non esisteva l'Aperol, noi io conosceva nessuno. Adesso magari col discorso della globalizzazione è arrivato anche qua. Per globalizzazione si intende l'uniformare usi e costumi, e in questi usi e costumi c'è anche il cibo e ci sono i prodotti, gli ingredienti, i prodotti, le marche, ovunque. Questa è la globalizzazione, che è quella cosa che quasi tutti noi odiamo, e è quella cosa che viene confusa poi col razzismo, perché alla fine, se ci ragioni e se segui tutti i ragionamenti che io ho fatto, a me non danno fastidio le persone in sé, a me dà fastidio la decapitazione di una cultura, del dar fuoco ai nostri usi e costumi per creare sto spacciarotto, sto missiotto in tutto il mondo. Hai visto? Io da Glasgow sono scappato, ho detto, Dio caro, mi pare a Padova, cosa faccio qua a Padova? Andrò a farmi un giro in Scozia? Ma ora aspetta, se rifletto bene su quello che ho detto, dovrei essere felice che qua non esiste l'Aperol. Sì, certo. Io ho detto che mi berrei volentieri uno spritz all'Aperol, non ho detto che sono triste che qua non c'è. Pensa che una volta, non faccio nomi e non faccio riferimenti, uno tira una bottiglia in testa a uno, ok? La cosa che vedi tutti i giorni, no? Nei video di Cicalone e di Carabella, però qui una volta uno tirò una bottiglia addosso uno e si fece 5 anni di carcere. Cioè, questo ha la croce sulla punta del tetto della casa. Visto che c'è ancora un po' di luce, passo davanti a casa per l'ultima volta con questo profumo di camomilla trasportato dal vento. Tra i miei flashback
C'è quello che una volta ero qui col piumone, proprio in questo incrocio qui, arriva una folata di vento e io svolai via. Sì, il vento qua non scherza quando tira. Questa torre, quanta l'ho vista tutti i giorni, non so quante volte al giorno. Sarà per quello che me la sognavo sempre. Tutti i pareti miei vicini. Se fossi stato ancora lo Yuri del tempo, cosa avrei fatto? Sei andato a casa e sarei uscito subito, sì, funzionava così, a meno che non ci fosse qualche festino improvvisato nella vecchia casa. era tipo la casa di Trainspotting, però molto più colorata e felice e allegra. Però vedi, queste sono le cose che non mi piacciono, o forse un tempo, siccome non avevo l'auto, non mi interessavo di queste cose, nel senso che non mi cadevano all'occhio, non stavo a controllare il discorso sicurezza e via discorrendo. Chissà se sei ancora vivo anche il geometra. È un geometra inglese, ma veramente molto bravo. Mi ha fatto vedere, ha fatto di quegli edifici incredibili a Londra. Ecco qua, 24 Eglinton Terrace. C'è qualcuno di sopra. Il mio ex vicino, che poi non so neanche se ancora lui, avrà chiamato anche la polizia. Ho detto: guarda che c'è uno giallo che continua da giorni a girare qua, a controllare le case, a filmare. Riassumendo, cari amici miei, Ale e tutti quanti, allora, vedi, dietro quel cespuglio lì c'è l'oceano, appena a sinistra qui c'è lo stabile. Io ero al 24, che è quello a destra. Aspetta che zoom, questo qua, questa porta qua aperta subito a sinistra del palo era casa mia. E aspetta, vieni da qua, la mia stanza allora era questa qua, questo lucernario a destra del gruppo di camini. Cava zoom e spostiamoci poi più a sinistra. Abbiamo, sì, scusate, so che non interessa a tutti, però per me è una cosa importantissima. Qua avevo il campo da tennis, mi pare che ha cambiato colore, prima era arancione e verde, adesso è blu e verde, era meglio arancione, va bene, dai, ognuno ha i suoi gusti. La torre, mi dimentico sempre il nome, e dopo la torre c'è piazza Wellington Square dove c'è il ristorante, e io camminavo sempre e solo per quella strada lì, poi andavo dritto, arrivavo a piazza Wellington Square, oppure giravo a destra, avevo la spiaggia, continuavo e ritornavo a sinistra, Wellington Square di nuovo e lavoro. È cambiato molto. Sono solo io per il momento, ho raccontato la storia, dopo ti conto. Mi sono già dimenticato il nome, questo è un tipico antipasto indiano. Well. Allora, intanto che parlo provo la modalità basse luci della Osmo, questo perché molti miei amici sono interessati a questo discorso, e senza il faretto, ok? Perché insomma non ho voglia di farmi ridadrio qua. Allora no, volevo raccontare però la fantastica serata. Allora, innanzitutto era la prima volta che mangiavo indiano e sinceramente mi è piaciuto, tipo la cantante là che si è limonata la tipa e poi ho detto mi è piaciuto. Mi invece come mangiare l'indiano col puastro, con tutte le salsette, mango, cocco, segue, peperoni, tutti insieme, spettacolo, guarda. No, ma sul serio, non so scherzare. Ad ogni modo siamo entrati in simpatia, in confidenza a cioccolare, e ho detto che lavoravo lì eccetera. Insomma, il capo mi ha preso, mi ha portato dentro e mi ha fatto fare il giro di tutte le cucine, di tutto quanto, per farmi vedere come aveva cambiato il tutto, no? Orgoglioso. Insomma, sì, vabbè, il ristorante è stato stravolto, però è stato bello assieme a lui ricordare com'era una volta, e mi ha portato proprio a vedere tutto. La cosa fantastica della serata è che io ho l'indirizzo di Piero, vedo no, sì, guarda che abita qua, insomma ha controllato anche là il cameriere gentilissimo con Google Street View, ha guardato, mi ha dato l'indirizzo e tutto quanto, così domani pomeriggio andiamo a trovare Piero e poi chiederò a Piero se ha ancora i contatti di Lio e se è ancora vivo, perché Piero è vivo, sua moglie anche, e spero che lo sia anche Lio. Insomma, ecco, ci tengo tantissimo a Lio. Lio era il vecetto che quella volta della festa da Dio, della mia partenza, si è messo a piangere, insomma. Quindi la gente che mi avvicina mi avrà sentito spesso dire che se ti muovi le cose arrivano.
ma è matematica, non è strafattonismo, insomma, è semplicemente matematica, nel senso, se tu ti muovi, fai qualcosa, accadono cose. Poi tu, che sei un uomo e non sei una bestia, riesci a gestire queste cose che arrivano e fartele, diciamo, lasci che portino acqua al tuo mulino. Cosa significa? Prova a immaginare se io non fossi andato a cenare all'Indiano, non avrei avuto l'indirizzo di Piero. Per carità, magari domani sarà via o che cacchio ne so, però intanto vedo la casa, cioè capisci, è già una cosa in più che succede, che accade e che non sarebbe mai accaduta se io non mi fossi mosso, se non avessi fatto qualcosa, se fossi rimasto fermo. Intanto che c'ha quello di robe serie, volevo ricordare che la modalità notturna di sta Osmo qua gira a 30 fotogrammi al secondo anziché a 60, quindi si vede il tutto meno fluido, però insomma mi sembra a vedere già così abbastanza piacevole. Non c'è proprio nessuno qua di sera. Ecco, sì, forse l'unica cosa che è cambiata è che un tempo c'era molta più gente che girava, i locali erano sempre strapieni, sia i ristoranti che i pub, è vero, e le discoteche che erano i night. Tieni conto adesso, non so neanche che discoteche ci siano, perché quelle due dove andavo io erano il Club de Mar e il Madison, che ti ho detto era quello dove suonava Puff Daddy, e sono chiusi entrambi, non ci sono più, cioè sono chiusi, non esistono più. Quindi ecco, sì, da una parte ti viene da dire è rimasto tutto uguale, però poi quando scende la sera no, quello è cambiato, cioè la sera cazzo c'era movimento, tanto movimento, adesso non è niente e che anche in primavera, insomma, voglio dire, c'era movimento anche in pieno inverno. Mauro, guarda, se te ricordi, quelli erano i gradini della biblioteca dove mi aspettava il cuoco. Ti ricordi tu che aveva paura che gli mettessero in conto anche la mia parte? Sì, fioi. Cercasi euforia. Dove cazzo è finita? Accidenti, ora che sono le 10:30, e tieni conto che c'era vita fino alle 11:30, così dopo le 11:30, mezzanotte i pub chiudevano, almeno all'epoca, adesso non so come funziona, e ci si trasferiva nei night club, che altro non erano che pub, anche quelli, solo con la musica un po' più alta, ok? Non ho mai capita io sta differenza. Trovato, questo era il barbiere dove venivo, e un po' alla volta me li tiro fuori tutti i ricordi. Sì, come un grande. Erba di casa mia, mangiavo in fretta e poi correvo via. Quanta emozione, un calcio ad un pallone. Tu che dicevi piano, amore mio, ti amo. Neve disciolta al sole, sull'erba i nostri libri ad aspettare. E mentre io ti insegnavo a far l'amore,